Non sappiamo più cosa fare, a quale santo votarci. Prima Eugenio Dorsi, a più riprese poi Marco Zambuto avevano invocato il commissariamento dell'Assemblea dei Soci del lato idrico di Agrigento, organismo fermo al palo da mesi, impossibilitato a deliberare perché strategicamente un gruppo di amministratori non partecipava ai lavori per far mancare il numero legale. Oggi quelle voci di allarme hanno trovato una risposta. Il governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, nella qualità di assessore ad interim dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, si è deciso e così ha nominato il commissario ad acta. Si tratta di Giuseppe Taverna, architetto dirigente presso il Dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Per lui due adempimenti urgenti. Il primo, quello dell'approvazione dell'articolazione tariffaria. Dovrà farlo entro 30 giorni. È stato proprio questo il pomo della discordia, il terreno della contesa che ha sostanzialmente paralizzato l'attività dell'Assemblea. Per intenderci, alcuni sindaci facevano orecchie da mercante proprio per non passare alle nuove tabelle, destinate a far lievitare il costo delle bollette a carico delle proprie comunità. Altri spingevano per cambiare, come il sindaco di Agrigento Marco Zambuto, che ora potrà tirare un sospiro di sollievo perché il tariffario che sarà applicato consentirà ai contribuenti della città dei Templi di poter risparmiare. Il braccio di ferro è arrivato quindi al capolinea, un braccio di ferro che involontariamente aveva impantanato l'approvazione del piano di ripartizione dei fondi, circa 65 milioni di euro stanziati dalla Regione per la realizzazione delle condotte idriche in 16 comuni dell'Agrigentino, tra cui la città capoluogo. Il rischio era di perderli, rischio che con il commissariamento sarà certamente scongiurato. E dall'acqua passiamo ai rifiuti per accendere i riflettori sulla Dedalo Ambiente AG3 di Licata, che gestisce la raccolta della spazzatura in 7 comuni della provincia. La Guardia di Finanza ha scoperto un'evasione fiscale presso la società per 2 milioni di euro. Riguarda ritenute previdenziali operate e non versate nel 2008 e 2009, nonché l'IVA per le stesse annualità. Denunciate 2 persone. Il GP di Agrigento ha anche disposto per la somma equivalente il sequestro dei beni, tra cui un capannone nella zona industriale nel comune di Ravanusa e numerosi mezzi per la raccolta dei rifiuti. Il Tribunale ha nominato un amministratore giudiziario affinché l'attività dell'impresa prosegua senza soluzione di continuità e senza danni.